Lacrime e commozione per l'ultimo saluto dato alla signora Calogero Paino. I familiari hanno voluto realizzare un video per documentare i funerali che si sono tenuti nella chiesa della Provvidenza nello stadio Seneto. Ai figli Angelo, Ferdinando, Anna, Rita e Marco si sono stretti attorno familiari e amici. Assente il marito Salvatore Flori, ricoverato in ospedale ma non versa in gravi condizioni. Agrigento è ancora attonita e incredula per il tragico incidente stradale, costato la vita all'imprenditore Salvatore Lentini di 54 anni e alla pensionata Calogero Liliana Paino di 74 anni. Le dinamiche del sinistro ovviamente sono ancora da chiarire. Come si ricorderà, le 2 persone sono morte e altre 2 erano rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto lungo la via dei Fiumi all'ingresso del villaggio Mosè. A scontrarsi frontalmente, per causa ancora da accertare, sono state 3 auto, una BMW, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Salvatore Lentini era alla guida della BMW, Calogero Paino invece era sulla Mercedes, che era guidata dal 73enne rimasto ferito. Proprio quest'ultimo era stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio, ferita pure la 51enne che era alla guida della Volkswagen Lupo.